grazie e benvenuto a Paolo Pizzolato. Buonasera dottor Fusetti, buonasera a tutti i nostri spettatori. Grazie. Venerdì 11 luglio, in discussione che come avete visto parte da quello che sta accadendo in Veneto, soprattutto con 3 casi di studenti che hanno deciso di non sostenere l'esame orale. E in effetti, Paolo Pizzolato, è difficile che sia una scelta improvvisa dell'ultimo momento, è probabile che chi tra questi ragazzi sia arrivato decidendo di non rispondere avesse già preso la decisione magari qualche giorno prima e quindi magari condividendola con la famiglia. Durante il periodo del Covid il settore giovanile, i ragazzi, gli adolescenti hanno sofferto tantissimo quel periodo, forse coloro che hanno sofferto più di tutti quanti. Dopo il Covid ne abbiamo viste di tutti i colori, abbiamo visto nascere dal 2020 in poi il baby gang, di cui non si parlava assolutamente negli anni antecedenti. Vediamo questo tipo di casistiche all'interno delle scuole. Secondo me questo è un disagio che i ragazzi stanno cercando di dimostrare per far vedere la loro forza interiore e quanto possono valere. Cioè, se la famiglia non riesce più a crescere, mi autogestisco da solo. Allora, innanzitutto bisognerebbe capire il perché gli iscritti possono già garantire un determinato voto quando, se io ti lascio fare l'orale senza dirti qual è il punteggio che hai maturato negli iscritti, tu l'orale sei costretto a sostenerlo. Se invece uno pensa che con il 62 possa bastare, su 62 su 100 possa bastare per superare l'esame, escono fuori anche questa tipologia di casistica. Qui sicuramente una tipologia di disagio, un po' di bullismo, questo ragazzo che farà vedere a tutti nel Veneto che è quello che si è rifiutato di sostenere l'orale e che è passato lo stesso, e un po' di disagio giovanile all'interno delle scuole dove vogliono dimostrare un qualcosa che non va, una scuola forse vecchia, una scuola che non si è assolutamente modernizzata, una scuola che non riesce a farli maturare come uomini. Sinceramente penso che questo certe volte non sia una dimostrazione di forza bella nei confronti della famiglia, nei confronti anche degli altri amici degli studenti. Uno dovrebbe avere anche il coraggio di sostenere l'orale. Probabilmente questo voleva dare un segnale di disagio, o forse un segnale forte, o un qualcosa di particolare con il quale sono stati presi anche degli accordi, potrebbe essere anche con gli altri colleghi dello stesso plesso scolastico. Ha fatto bene il ministro Valditara, per carità di Dio, a dire che dall'anno prossimo chi non sostiene l'orale viene bocciato, però era una cosa che andava segnalata, che andava un po' preventivata anche negli anni antecedenti, dove, ripeto, l'unico difetto che ci potrebbe essere, minimo, che ci poteva stare tranquillamente, era quello di non segnalare qual è il punteggio dopo lo scritto, per cui sei costretto a sostenere l'esame orale. E questa è già una piccola cosa che avrebbe dato un'iniziativa anche particolare, diciamo, questi ragazzi. Però non sono assolutamente d'accordo con questi giovani che non so dove vogliono arrivare, in quanto in questo momento li reputo molto disagiati rispetto all'ambito civile in cui vivevamo anni addietro. Paolo Pizzolato, viziati questi ragazzi? Ma non è per essere migliore di loro, ma li vedo molto più immaturi rispetto agli anni antecedenti, rispetto al periodo in cui noi vivevamo, quando anch'io ho sostenuto l'esame di Stato, mi ero buttato sopra i libri per cercare di superarlo con il massimo dei voti, sperando in un futuro migliore rispetto a quello che avevamo all'interno della famiglia. Se ai ragazzi basta un 60-62 per superare l'esame perché o pensano di essere raccomandati o dicono che nel mondo del lavoro troveremo posto lo stesso, beati loro, contenti loro. Però si formano le baby gang, come ho detto prima, perché questi ragazzi qui hanno provato un disagio enorme. Questo si rifiuta di fare l'orale perché vogliono dimostrare il loro disagio e far capire alla scuola che così come è fatta adesso non va bene. A Jesolo esci di sera, non sai mai se torni a casa vivo, perché questi ragazzi fatti in bande ti perseguono, ti corrono dietro dappertutto perché vogliono dimostrare il loro disagio e per cui fanno... Cioè, ma che disagio stanno provando? Che in questo momento, nel 2025, hanno di tutto e di più rispetto a quello che avevamo noi. Dovevamo andare a scuola a piedi, poi non sapevamo nemmeno cosa fossero i mezzi di trasporto, i libri venivano pagati con difficoltà delle famiglie, quando adesso hanno di tutto e di più, hanno i Grest, come avete detto prima, hanno in famiglia la possibilità di poter utilizzare i computer, utilizzare tutti i mezzi mediatici di cui noi assolutamente non disponevamo. Io capisco provare disagio, capisco problemi, eccetera, eccetera, ma come è stato detto giustamente prima qui in sala, penso che le famiglie abbiano un minimo di colpa nel crescere i figli, perché se tu concedi loro completamente tutto quanto, se il ragazzo di 14 anni alle 4 di mattina al sabato notte è fuori e combina qualche malanno, non può essere che a 14 o a 16 anni tu sei fuori perché la famiglia ti reputa maturo a 16 anni di stare fuori. C'è qualcosa che non va giustamente, come è stato analizzato prima, all'interno della famiglia. Io non dico che bisogna assolutamente stringere i cordoni o cose di questo genere, però è una realtà che sta andando completamente allo sbando e che dimostra anche un po' come il paese tutto stia andando allo sbando. Prima è stata analizzata una cosa, voglio
voglio rimarcarla, nella prova Invalsi del 2025 si sono accorti, è uscito proprio un articolo anche sul Corriere, si sono accorti che uno studente su due in Italia non riesce ad analizzare un testo di italiano e non riesce a capirlo, soprattutto al sud, dove sta diminuendo rispetto agli anni antecedenti quello che è la scolarizzazione. Cioè i ragazzi rispetto a una volta iniziano ad andare a scuola molto meno adesso nel sud rispetto a una volta, una cosa inaudita perché si pensava che aumentasse. Io dico, prima qualcuno ha scritto che siamo il paese più ignorante che ci possa essere in Europa, non voglio dire questo, ma sicuramente la situazione della scuola è nettamente peggiore che in altri stati, in altre parti cercano di fare di tutto e di più per cercare di crescere e da noi i ragazzi quando hanno la possibilità di uscire dopo aver avuto il diploma scappano negli altri paesi per cercare di maturare, vuol dire che questo paese non sa neanche offrire un qualcosa di diverso, un qualcosa di nuovo a questi ragazzi, perché se non restano nel nostro ambito, se si lamentano della scuola, se si lamentano del lavoro, se non hanno opportunità di lavoro non potranno mai crescere, però ripeto, li trovo un po' più immaturi rispetto a tanti anni fa quando noi crescevamo in una maniera completamente diversa. Non dico a suon di legnate, non dico che questi ragazzi vanno bastonati, vanno picchiati, però anche loro dovrebbero rendersi conto che il mondo non è così facile come pensano loro. Paolo Pizzolato, il centrodestra se non troverà un candidato unico rischia di perdere secondo lei? Guardate, qui nel Veneto sta succedendo una confusione totale. Io che vengo proprio fuori anche da uno dei movimenti che faceva parte della maggioranza, proprio vi dico come vedo le cose. La Lega dice ma noi dobbiamo trovare il coraggio altrimenti corriamo da soli. Zaia dice io sono bravo, bello e buono, premesso che quello di Zaia, vorrei specificare ai telespettatori che ancora insistono, continuano o scrivono su Facebook, sarebbe il quarto mandato e come dico sempre 20 anni di Zaia certe volte potrebbe essere un po' pesante, bravo, bello, buono, però quando lo configuriamo, lo additiamo a quello che sta facendo Putin, la stessa identica cosa, non perché somiglia a Putin, ma sono 20 anni uno, 20 anni l'altro, insomma, per cui bisogna anche noi esagerare certe volte. Una similitudine un po' azzardata. Con gli incarichi bisogna anche cercare di stare 20 anni, per cui in questa maniera, vedo in questa maniera. Se la Lega dice corriamo da soli perché il Veneto è nostro, non capisco perché debba essere suo, in modo non importa. Fratelli d'Italia dice noi abbiamo preso il 30% l'ultima volta, per cui aspetta a noi decidere chi è il candidato. Zaia dice ho il 45%, se faccio il conto del 45%, la Lega 8%, Fratelli d'Italia 30%, Zaia vincerebbe già da solo praticamente, per cui tanto varrebbe che tentasse di correre, invece sarà una cosa che andrà ad addomesticandosi sempre di più. Il centrodestra deve assolutamente correre da solo, perché se ci fossero delle fratture veramente pesanti potrebbe essere deve correre unito, voleva dire. Sì, deve correre unito, perché veramente una frattura potrebbe comportare a una vincita della sinistra del Veneto e sarebbe non che una catastrofe perché la sinistra non è capace di lavorare, ma perché dopo anni e anni di centrodestra perde una regione come il Veneto, sarebbe una cosa che è assolutamente inusuale, una cosa assolutamente noi speriamo inusuale, logicamente. Sono un uomo che proviene dal centrodestra, per cui sento di poter dire questo. Ecco, bisogna stare attenti perché giustamente come è stato fatto annotare prima, come è stato vedere prima, vi chiedo umilmente scusa, sarebbe bene che ci fosse per la prima volta un imprenditore di peso, una persona notevolmente di peso che potesse mettere d'accordo tutte le anime e tutti i caratteri che ci sono, perché trovare il solito politico di turno che viene estratto e che poi casomai non ha seguito, cioè vi dico, giungere a un presidente della regione della Lega, diciamo, perché la Lega aspetta il Veneto, e trovarsi con 11 assessori di Fratelli d'Italia non penso sia una bella cosa che possa permettere di convivere, anche se la politica sapete perfettamente che fa convivere completamente tutti pur di fare in maniera di poter prendere il potere, prendere i soldi e tutto quanto. Per cui credo che nonostante la confusione che c'è in questo momento, conoscendo benissimo il partito della Lega che è al potere con Zaia in questo momento, conoscendoli bene, anche loro sicuramente si adatteranno a trovare la persona giusta per poter far correre il centrodestra completamente unito. Guardate che un centrodestra disgregato in Veneto non si è mai visto. Già questi casini, scusate il termine poco ortodosso, che stanno accadendo in questo periodo sono pesanti, sono pesantissimi, perché non si è mai visto un Veneto così frammentato. Però in tutta sincerità penso arriveranno come sicuramente tutti si aspettano, convoleranà a giuste nozze prima di iniziare a fare le elezioni regionali. Grazie a Paolo Pizzolato per essere stato con noi, buonasera, buonanotte. Buonasera, direttore.